Non hanno un valore secondario, l'adorazione eucaristica e la preghiera per le vocazioni, anzi, questo servizio svolto nella semplicità dalla comunità Pro Mundi Vita ha una importanza fondamentale per tutta la comunità diocesana. Il vescovo Alberto Tanasini lo ha messo in luce formulando un appello al termine della celebrazione eucaristica presieduta nella cappella del seminario alla conclusione dell'anno di impegno per i volontari del gruppo. Un appello ad altre persone, a nuovi volontari, ad aderire formalmente all'associazione ma anche semplicemente a prendere l'impegno della preghiera. Credo che sia un impegno che davvero in un qualche modo sostiene tutto il desiderio della nostra Chiesa di essere fedeli al Signore, annunciatrice del Vangelo, sostenitrice della bontà degli uomini, desiderosi della salvezza, quindi della gioia, della felicità, quella vera, quella che nasce dal profondo del cuore. Un appello dunque largo, motivato, rivolto a tutti. Mi rivolgo, mi permetto di dire, in particolare ai giovani. Non trascurate questa possibilità. Lo faccio anche perché noto che quando si offre a loro la possibilità di pregare davanti al Santissimo lo fanno volentieri e quindi venite qui, date un po' del vostro tempo al Signore. Chi si impegna nell'adorazione sceglie un turno settimanale ogni giorno, dal lunedì al venerdì, tranne il giovedì, fra le 15 e le 17 nella cappella del seminario, oppure il giovedì dalle 17 alle 18 in cattedrale. Quest'anno il gruppo ha registrato un seppur lieve incremento delle presenze. La fedeltà c'è, ecco. Poi d'altra parte noi non abbiamo mai atteso folle, ma persone che vengono con l'intenzione di adorare anzitutto e con una domanda al Signore che è quella delle vocazioni. Quando il Signore è al centro di tutto, e però per avere il contatto col Signore abbiamo bisogno di pregare, di metterci in contatto, di accogliere il Signore che ci vuole bene. Ecco. Il Signore ti dà tanto veramente, con la preghiera è tutto, che ti dà la forza di andare avanti, cresci. È importante pregare per gli altri, per i seminaristi, per tutto. Per me è una cosa, l'ho scoperta, importantissima.